Siamo partiti quindi circa un anno fa, i primi di agosto del 2016, con 800 aderenti a circa 5 gruppi del controllo del vicinato. Ad un anno siamo a più di 2000 aderenti al progetto Controllo del vicinato, con circa 25 gruppi che operano sul territorio. L'istituzione del controllo di vicinato nel veneziano si è dimostrata un'idea vincente, soprattutto per essere d'aiuto alle forze dell'ordine nel denunciare episodi di degrado e microcriminalità. Una grossa funzione sociale perché attorno al concetto di controllo del vicinato c'è l'aggregazione dei cittadini che forniscono informazioni non solo sulla sicurezza, sulla microcriminalità, su quello che succede nel loro quartiere, ma anche sulle situazioni di degrado. Lo scopo del controllo di vicinato ha una duplice funzione. Due flussi informativi, uno che va verso la polizia locale, avendo creato un numero dedicato in sala operativa per il controllo del vicinato, e su questo convergono tutte le informazioni sulla sicurezza e sulla microcriminalità. Dall'altra parte stiamo creando un flusso informativo invece sulle situazioni di degrado, di cui si occuperà, credo e spero a breve, si occuperanno i Rangers d'Italia. Andranno a testare sul territorio le segnalazioni di degrado e a quel punto faremo un processo dei dati e manderemo il nostro gruppo di intervento ambientale a sanare le situazioni di degrado. Un discorso a parte va fatto per la laguna. Venezia è una città particolare, unica al mondo. Stiamo studiando con l'università un sistema di segnalazioni adatte alla città di Venezia e delle isole.